Passiamo ora alla parte scientifica sulla Villa Contarini e sulle ville soprattutto di Andrea Palladio. Ringraziamo moltissimo la Regione, il Presidente Zaia e anche l'Avvocato Aldo Rozzi Marin per aver reso possibile questo incontro molto importante nel dare un impeto, un nuovo slancio non solo all'attenzione a questa incredibile villa diventata poi reggia, ma a tutta la cultura, lo studio, l'attenzione a questo fantastico patrimonio del Veneto, le sue ville che sono state una struttura che ha reso tanto economicamente, culturalmente, architettonicamente nei secoli ed è un fenomeno assolutamente unico nel mondo. E sono molto onorato e felice di presiedere in questa occasione dove, quando sentiremo una serie di persone con diverse competenze, ma che hanno tutti contribuito molto alla conoscenza e alla conservazione sia della memoria sia dell'esistenza fisica delle ville. Dato che un collega non poteva venire, io farò una brevissima presentazione, qualcosa della storia dello studio delle ville, e poi indicando dei punti acquistati nella conoscenza di questo grande fenomeno storico, artistico, architettonico, ma anche indicando che ci sono tantissime cose ancora da approfondire, cose che possono essere approfondite soprattutto con un approccio multidisciplinare, con storici dell'economia, dell'agricoltura, della vita delle campagne, dell'architettura, delle infrastrutture, ponti, strade, eccetera, e i storici dell'arte insieme ai storici dell'architettura. Quindi apriamo il PowerPoint. Quindi vediamo la Villa Contarini, un fenomeno incredibile, un grande cambiamento di tutti i caratteri della Villa Veneta. Sentiremo tra poco delle origini di questa villa, della prima struttura, andando avanti. Se noi sfogliamo la bibliografia storica sulle ville, troviamo un enorme vuoto, diciamo tra i 4 libri di Palladio nel 70 fino all'importantissimo libro di Fritz Burger, recentemente ripubblicato, tradotto in italiano, sulle ville del Palladio. I studi di Burger poi portavano a ricerche fondamentali di Antonio dalla Pozza, che ha messo in rapporto disegni e documenti, scoprendo nuovi ville palladiani, e poi il lavoro monumentale, il grosso volume di Zorzi sulle ville palladiane. E solo nel dopoguerra, anche dopo distruzione, l'assenza di proprietari nelle ville, che si emerge la necessità di cercare di conservare questo grande patrimonio. Questa è un'attività che va in parallelo all'emergenza di fondare a Vicenza un centro Palladio, e in parallelo c'è un'attenzione da parte degli enti locali, soprattutto attraverso stabilimento e la creazione poi degli enti regionali ville veneti. Insieme con questo movimento istituzionale di attenzione,
troviamo un'attenzione sistematica. Molto importante è la catalogazione di tutte le ville della provincia di Vicenza da parte di Renato Cevesi. Poi si comincia a allargare le ricerche, non solo sui documenti, ma anche l'esplorazione sistematica di quell'incredibile documentazione del territorio che è costituito dalle mappe create dalla fine degli anni 50 da parte dei provveditori ai beni incolti. Questo modo di documentare, controllare in modo dettagliato l'utilizzo delle acque per bonifiche, controllare in modo che chi sta più a valle non perdesse troppa acqua dalle irrigazioni a monti. Molto importanti in questa ricerca erano Martin Kubelik, che ha pubblicato un importante articolo sulle mappe e Palladio, ma anche ha studiato attentamente questo materiale per il suo grosso volume sulle ville del 400. La barba più lunga è quella di Martin Kubelik, che ancora fiorisce, mentre purtroppo Leonello Pupi, che anche ha fatto importantissimi studi in base alle mappe e ai documenti, non è più con noi. Poi Donato Battilotti, che è con noi, che parlerà tra poco, ha aggiunto a queste fonti un studio sistematico delle estimi per vedere come vanno descritti, valutati le proprietà e le case di ville su quelle proprietà nel Cinquecento e nei tempi di Palladio. Molto importanti, ma soprattutto dal punto di vista economico, non architettonica, le ricerche dettagliatissime sulle estime della provincia di Treviso, che danno un'idea di che proporzioni dei proprietari, per esempio, erano cittadini di Treviso e che proporzioni cittadini di Venezia. Quando dovevo affrontare a metà degli anni 70 lo studio di Palladio, le sue ville, per una mostra a Londra, ho messo la villa nei suoi due aspetti, quella aulica, quella architettonica all'antica e quello del podere, del farmyard, del coltivo. Quindi un aggancio con l'investimento dei veneziani, ma non solo dei veneziani, nelle terre in un momento storico, quando finito la guerra c'è man mano una ripresa economica e una crescita della città e quindi un aumento per la domanda per generi alimentari. In tempi più recenti si è dedicato molto attenzione da parte di Edoardo Demo, che è con noi oggi, a quel fetta molto importante delle entrate dei proprietari delle ville costituito dalla produzione della seta grezza, seta soprattutto venduto alla grande fiera internazionale di Lioni a prezzi altissimi. Un altro aspetto dei studi molto importanti è l'attenzione non solo alla casa di villa e forse alle sue parchessi se sono belli con capitelli dorici, eccetera, ma anche a tutte le adiacenze, le strutture, torri colombali, altri edifici, e poi il Brolo, il Moro del Brolo, tutto questo spazio importantissimo attorno alla casa. E questo libro molto importante, faccio vedere la pagina con i crediti principali, tra uno degli autori, il professor Foscari è con noi adesso, che studia pubblicando molte mappe.
Poi l'attenzione da parte di Mario Piana, dottoressa Damiano Paternò e altri degli struttori stessi che mettono o possono mettere in rilievo le preesistenze che esistono, per esempio, alla villa incompiuta Palladiano, la villa Tieni di Quinto. Poi pensiamo un momento a temi che possono essere più approfonditi, che meritano ulteriori studio. Il rapporto tra la villa e la società locale. C'è spesso in paesi, molto spesso come a Quinto, come a Poiana, la villa stessa sta in mezzo di un paese, non è nella campagna aperta un fenomeno che esiste in Inghilterra, ma quasi non esiste nel Veneto. C'è una comunità, ci sono i lavoratori, chi prende in affitto 1, 2, 3 campi dal proprietario. Quindi questo rapporto. Anche il ruolo di politica, non solo di agricoltura, di sviluppo economico del territorio della villa. I proprietari veneziani inevitabilmente erano punti di riferimento locali del governo centrale. Le facciate qualche volta sono veramente proiezioni del potere centrale. Qualche volta, come a Bagnolo, un veneziano era un vicario ereditario del territorio, quindi un piccolo governatore della zona come i pisani. Quindi la facciata annuncia questo, nel bel mezzo c'è l'arma del timpano, c'è l'arma pisani, e Palladio, probabilmente Palladio, creava una lunghissima dritta strada che permetteva per 2-3 chilometri di vedere in fondo la facciata del potere locale, il potere dei pisani e ovviamente dietro quello, il potere dello Stato veneziano. La villa quindi come rappresentazione politica del proprietario, qualche volta della città che dominava quel territorio, Verona, Vicenza e il suo lite governo, ma anche dello Stato veneziano. Una presenza annunciata in modo molto visibile da distanza, per esempio nella rocca pisana vicino a Lonigo. Io ho suggerito recentemente che anche le scale all'antica, come di un tempio antica delle ville palladiane, facevano sotto sotto, almeno per un veneziano, un accenno alla scala del potere del Palazzo Ducale, la scala dei giganti, dove appariva in alto il doge stesso. Questa è una proiezione di un'immagine del potere nella facciata di una villa. Poi altri, passo rapidamente concludendo, la villa, l'ospitalità. Non si fa la villa solo per stare in campagna, per sovrintendere alle proprietà, per andare a caccia, per tenersi in forma, come dice che uno dei pregi della villa è il Palladio, ma per ospitare amici e personaggi importanti, personaggi e ospiti, amici, spesso in transito attraverso il Veneto, nei tempi in cui non c'erano alberghi decenti, si cercava di stare con persone, amiche che avevano delle belle case. La villa anche come un luogo riservato e privato, non si vedeva chi entrava, chi usciva, come era il caso in città, un posto di amori forse segreti, di convivenze, di incontri e funzioni qualche volta di carattere religioso,
e di caratteri pericolosi quando l'Inquisizione era talmente attento e invadenti. La villa anche come luogo del delitto e della vendetta, luogo dove qualche volta è ammazzato la moglie, dove cugini si irrompono in casa e ammazzano un nemico che è loro cugino, dove un vicino di casa, il Godi, irrompe nella villa dei Pioveni e ammazza il proprietario. Quindi moltissimi aspetti della vita quotidiana che potrebbero essere più approfonditi. Anche cose semplici. Quanto si stava in medio ogni anno in villa? Si andava anche d'inverno, è importante la distanza o allontananza della città, di residenza normale. Come era organizzato il lavoro agricolo? I fattori, forse nei famosi affreschi con la famiglia Caldogno, nella villa Caldogno, quell'uomo ovviamente di stato sociale inferiori, ma che fa parte del gruppo familiare, forse loro fattori in villa. Poi la questione di come veniva organizzato il lavoro, sono in gran parte inquilini o c'è un nucleo di persone salariati che lavorano per il proprietario. Come erano ammobiliati le ville? Si portava spesso dei letti, dei tavoli su un carro dal palazzo, qualche volta immagino di sì, e in altri casi c'era molti mobili. Questo sarebbe una cosa da approfondire attraverso inventari. Poi le cappelle, le chiese, i capitelli vicini alla villa, spesso commissionato dal proprietario. Le infrastrutture, il rapporto privato-pubblico per la costruzione e manutenzione di ponti, di strade, di dighe, eccetera. E poi quel bellissimo esteso universo delle pubblicazioni, tantissime, sulle ville, la vita di villa, la celebrazione della vita di villa e l'agricoltura. Quindi ho cercato di offrire questo brevissimo proemio parlando della storia recente, dalla fine della Seconda Guerra in poi, delle ville veneti, ma anche indicando zone che a me personalmente sembrano molto interessanti e da approfondire.